Ok? Non accettava neanche il complimento. Nel ciclo del carnevale tutti quando io non sto bene con me stesso, cosa faccio? Quando non sto bene con le cose che faccio, quando sono in un periodo di crash emozionale, cosa succede? Se qualcuno mi dice qualcosa di positivo, lo respingo, mi dà quasi fastidio, quasi non ci si crede. Anche quando vengono dette con amore, con presenza, con convinzione. Perché se nella mia testa io sono uno storpio che non ha nulla a che fare nella vita di importante, qualcuno mi dice sei meraviglioso, cosa penso? Ti stai prendendo per i fondelli. È così? Qual è la realtà? Ognuno ha ragione, attenti, non è che uno tolto l'altro ragione, ognuno se la pensa in un modo, ha ragione di pensare in quel modo per i suoi vissuti, per tutto ciò che gli è accaduto. Cos'altro vi ha colpito? Umiliazione per poter farlo reagire. Che c'è un punto in cui la persona cosa fa? Abbassa le ginocchia, si umilia per poi saltare più in alto, sì? Quindi come ha reagito? Perché poi bisogna prendere una decisione. Perché attenti che quando voi non decidete cosa accade? Chi è d'accordo che quando non decidiamo la vita sceglie per noi? Ma quando sceglie per noi la vita il prezzo che paghiamo è un po' troppo alto, o è comunque più alto del prezzo che avremmo pagato se avessimo scelto in prima persona. Attenti, ve lo dico per vissuto. E quando abbiamo paura di qualcosa, dove va la nostra energia? Chi è d'accordo che siamo fatti di energia? Chi è un po' scettico su ste robe dell'energia? A parte che è scientifico, scusate, l'atomo, noi siamo fatti di atomi, l'atomo com'è? È più energia che materia. Chi non ha mai visto i teschi, chi è la prima volta che sta facendo una serata con me non ha mai visto i teschi nosologici ed è curioso? Dai, ho bisogno di uno scettico qui. Vieni. Vieni allora. Te l'avrà detto il babbo, Non ti ha detto, ti ha spedito qua. Non ti ha detto niente cosa facevi, niente, ti ha proprio... Ok. Ti ha mandato. Vieni, dai, ma la mia soddisfazione, non vedo le persone per anni e poi arrivano. State sto weekend, venerdì ho un corso a Treviso e ho dei bambini di 10 anni che me li hanno portati i genitori che per 13 anni non ho mai più visto. Quando ho fatto il corso con me, le bimbe non erano ancora nate. Dopo 13 anni mi chiamano, abbiamo 2 bimbe, cioè prendi 10 anni te le portiamo al corso. Ma che bello è, non perché ho prescritto in più chi se ne frega. Mi cambia la vita per 2 persone in più a un corso. No, ma che soddisfazione è che dopo 13 anni, cioè vuol dire che gli hai lasciato qualcosa. E sapete che più fate qualcosa, più energia vi arriva. Chi crede a questo? Più energia do, più energia mi arriva. Più sono stitico, più l'universo è stitico. Che lo dice serve a... Attenti, c'è una parola che oggi ti sia detta? Una frase, una parola che proprio ti dà fastidio ti sia detta? Non so, sei su qualcosa. Sei permaloso. Con che tono vuoi che te lo si dica? Con che tono me lo si deve dire? O... Sì, come ti dà fastidio che ti si dica? Con un tono di noia quasi, che parli sei permaloso. Ve lo dite con intenzione? Dai, ma non per fare la recita dell'asilo nido, ditelo proprio come se fosse vero. Dai, sei permaloso. Vai, ditelo qua, ditelo, che palle sei permaloso. Che palle sei permaloso. Vieni, c'è una frase bella che vuoi che ti si dica? Ti piace che ti si dica? Capite, il brutto subito, il bello ce ne vuole, Siamo sentiti bene, Come? Ottimo, cioè... Bravo, complimenti. Vai, bravo. Bravo, complimenti. Ditelo di nuovo. Bravo, complimenti. No, ti la differenza? Che differenza c'è? Che sono innamorato. Ti chiami? Sono Stefano. Di? Sono Marisol. Sono Marisol. Sono Marisol. Dillo. Sono Marisol. Vieni. Sono Marisol. Vieni. Sono Marisol. Qua, cioè, cosa succede? Dillo allora, perché poi sembra che siamo... Cosa succede? Quando diciamo una... Vai. Una bugia o qualcosa che non è vero, non...
non riesco a tenere le dita ferme assieme, sbaglio. Quando diciamo una cosa che non va bene, il corpo perde forza, andiamo in vi prego, non fate come un mio ex collaboratore che è andato dall'amorosa, che è sempre stata fedele. No, è successo, E una mamma l'avrei mangiata, sono andata da mio figlio a vedere se era stata lei, cioè se era uscita col moroso quando ero via il weekend col papà, e usateli in modo etico. Anche perché ci sono dei carismi tali per cui bisogna essere cioè non è che funzionano così alla cavolo. Quando ne diciamo una parola negativa, il nostro corpo cosa fa? Perde forza. Quando diciamo una bugia, il nostro corpo cosa fa? Chi crede poco? Chi è un po' scettico? Chi adoro gli scettici? Se qualcuno ci credi? Sì. Chi è un po' scettico su questo che ve lo faccio provare? Perché l'unico modo per convincere uno scettico. Tu l'hai già visto? L'hai provato? Ti ricordi? La scettica numero 1 è qua. Cosa? Se me lo dicevi prima non ce l'avrei creduto. Non ci avresti creduto? No. E adesso? Adesso sì. Ci sta? Sì, o... Capite? Sì o sì ha un senso? Chiede. Sì. Ah, È vero. Cioè, se mi avessi spiegato prima che dicendo la bugia non sarei riuscito a tenere le dita assieme. Puoi sperimentare? No, ho capito. Dai che bello! Dai! No, lo so. Conosci già? Conosci già? Sì. Ah, ok, basta. Scusa, la bugia o qualcosa in cui Oh, non si crede? allora, la bugia oppure qualcosa che mi fa male. Avete visto che gli ho fatto dire una parola che a lui dà fastidio e lui cosa fa? Quante volte noi parliamo noi stessi con certi toni, diciamo noi stessi certe cose, ci diamo addosso e anziché farci del bene cosa facciamo? Implodiamo, abbassiamo il nostro livello di vibrazione. Altro, grazie mille. Altro Stefano, altro che vorreste dire su quello che avete colto da lì? Prima che ve lo smonti io? Dai, c'è qualcos'altro? A me è capito, più grande la lotta, più glorioso il trono. Più grande la lotta, più glorioso il trionfo, il trono. È vero? È così? Cos'altro? A me è piaciuta la cosa che ho colto, fai della tua vita un'arte, ma se proprio arte. Ok? Cos'altro? Prego. Secondo me è che ognuno in qualche modo è qui a questo mondo per qualche cosa, no? Ognuno ha il suo vissuto e una sua missione, qualcosa da portare. Bello. Partiamo dall'inizio? Mi fai vedere un attimo l'inizio? L'inizio c'è già che cosa? Quello che succede qui dentro, il bambino che è curioso, che ha voglia di sperimentare e la nostra parte razionale è rappresentata da uno dei due. Vedete lui cosa dice? Andiamo a vedere l'altro circo, ma no, mi spezzi il cuore, siamo noi già il circo. Quindi cosa succede qui? Avremo delle possibilità di esplorare cose nuove, a volte quando siamo in un periodo di poca autostima, di poca sicurezza, di poca centratura, cosa facciamo? Tendiamo a chiuderci. Mentre l'altro cos'è? Il bambino invece insiste finché trova una risposta e l'altro è possibilista. Why not? Perché no? Quindi qui dentro cosa c'è? Quello che demolisce e che dice ma siamo già, che senso ha? Che sta lì nel suo angolino tranquillo, e quello invece che è possibilista, dà la possibilità, apertura alle cose. Poi ve lo faccio rivedere, tanto poi state tranquilli, stasera vi mandiamo anche il link del video, così se volete rivedervelo potete rifare tutto. Circo del carnevale, cos'è che succede? Avete notato i colori come sono? Cupi. Sapete che poi ve lo faccio fare come esercizio, quando qualcosa ci fa male la ricordiamo, quando qua dentro abbiamo qualcosa che ci fa ancora tanto male, i colori che visualizziamo non sono mai molto brillanti, sono sempre più cupi. Un regista cosa fa? Quando una scena deve essere pesante, paurosa, deve essere tenebrosa, deve essere angosciosa, cos'è che fa? Foste dei registi cosa fareste? Con i colori la renderei più sfocata, più cupa, più buia. Vai. E poi cos'altro c'è? L'esaltazione e la focalizzazione a ciò che è brutto. Altra cosa che c'era un attimo prima, ricordate che c'era la strega con la sfera di cristallo? Quindi affido il mio destino a che cosa? All'esterno, alle cose esterne. Notate, tutto è incentrato su cosa? È cupo? È pauroso? È
stesso. Ed entrate a vedere che cosa? Scusate, quando una persona crede poco in sé, cosa evidenzia di se stesso? Cos'è che evidenziamo di noi? Quando abbiamo poca autostima, dov'è che puntiamo la persone, avete notato, non c'è un team, non è che uno si aiuta con l'altro, anzi uno va a mangiare e ride perché l'altro non lo può fare. Ricordate il passaggio. E qua ricordate queste parole, ricordatele, perché sono le stesse che poi usa Mr. Mendez, usa le stesse parole. Perché stop un secondo, quante volte noi, se ce le diciamo noi le cose va bene, però se le stesse cose negative ce le dicono gli altri ci dà un fastidio pazzesco. Finché se le diciamo noi va bene, quando ci vengono dette dagli altri ci danno più fastidio. Poi vi prego. E poi per fortuna Mr. Mendez cosa fa? Cerca di difenderlo da... Lui ci crede, avete visto? Gli dà quello sguardo, uno sguardo d'amore, uno sguardo di presenza, è uno sguardo che ti dà la possibilità, ti inizia a far credere, perché a volte basta una persona che ti dà la parola giusta e può cambiare tanto. I bimbi cosa fanno? Giustamente imparano, no? I bimbi vedono che lo scherniscono e cosa fanno? Copiano, è colpa dei bimbi qua. E guardate qua, questa è un'altra parte bella. Glielo dice, ci crede mentre glielo dice,
uomo. E qui vedete c'è proprio un clima totalmente diverso. Vai pure un po' avanti, vai pure avanti, avanti. C'è la rottura di scheghe in cui l'uomo balla con l'uomo. E qui come lo accoglie? Come una persona normale. Ah, poi c'è il bambino che con l'ingenuità del bambino gli dice: ma dove sono le braccia? Una roba simile, no? Mi sembra più avanti. Comunque lui la prima volta si sente in un gruppo accolto. Quanto è importante avere un gruppo di persone che accolgono. Grazie. Scusa che se no non ci arrivo col microfono. Avete visto? L'abbiamo messo a parecchio, cioè, ok. Vieni con la Coca-Cola, grazie. Ti chiami? Io, Emanuela. Ok, faccio, ti chiami come mia sorella che mi regali intanto. Un goccino, basta niente, guarda, basta niente. Basta. Vi ha messo di più di meno rispetto a quanto hanno messo gli altri? Cioè, avete visto? E per farla diventare di nuovo bella pulita quanto ce ne vuole, questo è una sola persona negativa. Lei, la mente, la parte del cuore, la pancia, l'anima, chi ci crede, chi non ci crede va bene, cioè in base a ciò che credete. Più una cosa è completa, più quella cosa prende rilevanza in noi. Qui che team trova? Un team di supporto. Chiedo alle mamme, quanto basta a volte una parola di un docente, di un compagno a creare disastri nei bambini? Chiedo, è mai successo a qualcuno dei vostri figli che a volte basta una parola, un disegno metaforicamente stracciato per devastarlo un pochino? A quanti è successa una cosa così? Non ci credo che nessuno mi dice che è successo. Io avevo un maestro di matematica e quando sbagliavo le tavolini mi lanciava i gessi. Per me, no, io sono rimasta terrorizzata da questa cosa. Io ero al primo banco, mi vedevo lanciare i gessi, il cancellino a quelli più in fondo, quando non sbagliavamo a fare i conti ed era una cosa devastante. Cioè, prima elementare. Cos'è? Niente di Ah, sono già le 10! Mi resistete fino alle 11, vero?
baraccone, lui cosa dice? Come no? Ogni circo ne ha uno. Se lui ha sempre vissuto quella realtà, nella sua testa non può esserci che quella realtà, capite? E lui ha ragione, perché se ha sempre solo visto quello e se ha sempre solo pensato che nel circo ci fossero i fenomeni del baraccone, nella sua testa è diverso, no. Sentite, non c'è niente di edificante nell'esporre le imperfezioni di un uomo, vi prego ricordatevelo, non c'è niente di edificante nell'esporre, star là a criticare, giudicare, puntare il dito. Chi sta creando ha tempo di demolire, chi sta creando qualcosa di bello ha tempo di demolire. Stiamo anche su cos'è, oh, la fortuna di avere uno staff meraviglioso. Sir Will, we're happy you're here. Questa è bella, puoi restare finché vuoi, solo che noi dirigiamo uno show diverso. E glielo fa vedere, non è che te lo dico, i fatti, le parole non c'entrano niente, sono i fatti che fanno la differenza. Ti fa vedere che cosa? Quello che di là era l'esaltazione del macabro, del brutto, qui è l'esaltazione dell'armonia, dell'allegria. Poi vai pure avanti, vai pure avanti, 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 avanti. Ecco, qui cosa succede? Altro dolore. Perché gli esseri umani agiscono per due leve, per ottenere un piacere o per evitare un dolore. Ci sta? Sto con mia moglie perché la amo o sto con mia moglie per paura di stare da solo? Cambia, L'azione è sempre sta con lei, ma ci sto perché ci sto bene o ci sto perché ho il terrore che senza di lei non ci riesco a stare? Cambia? Sto con il mio compagno perché ci sto bene o sto con il mio compagno perché ho paura di stare sola? Faccio il lavoro che faccio perché devo arrivare a un po' in disparte, giusto? Sempre un po' lì a latere. E poi purtroppo a volte ne siamo abituati a vedere il risultato finale. Nel senso che il mio libro preferito è questo, Vincere la paura, e in questo libro io e una mia amica ci siamo messe a nudo, metaforicamente, perché eravamo stanche che le persone ci dicessero è facile per te. Vi è mai successo che qualcuno vi dicesse è facile per te? Perché spesso siamo abituati a vedere che cosa? Il risultato finale.
facile. E quindi qui cosa fa? Gli fa vedere che loro cos'erano. Una era una prostituta, avete visto, l'altro era un barbone, l'altro era un ubriacone che stava rissoso nelle, come si dice, nelle... Ma sono da giudicare, se lo facevano avevano un motivo. Via il giudizio, vi prego. E quando hanno avuto la possibilità, cos'è che hanno fatto? Leader, avete visto? Lui è veramente un buon leader. Il leader c'è quando c'è bisogno ci sia, non c'è a darti la pampa in bocca ogni giorno, perché se ti do la pampa in bocca non ti aiuto. E sentite cosa fa? Gli ripete le stesse identiche parole che gli dicevano di là, l'avete notato? Sono le stesse parole che gli dicevano di là. E lui dice, perché lo dici? Questa parte è bellissima, perché tu lo credi. Perché dici maledetto da Dio, maledetto dalla nascita? Non erano le stesse parole che diceva il... Ok, ecco qua, anche qua. Ma sono diversi da me. Se tu pensi che siano diversi, cerco di convincerti dell'opposto, non funziona. Lui dice, certo, è vero. È vero, sono diversi da te. Tu hai un vantaggio nella rivolta. Tu hai un vantaggio, sono diversi. È così, tu hai un vantaggio. Più grande la lotta, maggiore è il trionfo. Poi basta parole, parole tecniche, tranquilli. No? Il tipo che è il Brooker dice, mamma non c'è più, è morto. E notate, lui che viene lasciato momentaneamente solo. Però un buon leader ti lascia solo o ti lascia solo vegliando su di te? Cioè ti lascia solo in apparenza, perché c'è sempre un occhio e una parte di cuore alla persona. È come con i figli, essere sempre troppo là, dirgli sempre... Cioè cosa succede? Se sei sempre troppo presente, se sei sempre troppo compagno con chiunque, se sei sempre là a soffocarlo, gli permetti mai di crescere? C'è il mito della mamma Medea, no? Ah, e guardate, questa parte è bella. Ehi! Poi tiri fuori la famiglia che ha, me la trovi su internet, e qua è bello perché cosa fa? Ce la fa, si decide se ce la fa, ok? Ed è felice perché ce l'ha fatta lui. Vai pure avanti un po', grazie Dani. Vai, però poi cosa succede? Scivola e lì cosa succede? Lì arrivano tutti, avete notato? Nel momento del bisogno ci sono tutti, ma non attenti che a volte è difficile. Io con mia mamma facevo una fatica, perché a volte cosa succede? Rinforzare dei comportamenti da vittima diventa controproducente anche per la persona, perché se quando tu fai la vittima e ci sono sempre nella tua testa il tuo modo per essere importante qual è? E di attirare l'attenzione qual è?
Quello è dura e vi assicuro che a volte è più dura non aiutare che aiutare. Chi ha vissuto questo? È molto più difficile. Però notate, finalmente e poi gli danno il suo ruolo e diventa da persona da schernire a persona da prendere ad esempio. Vai, festeggiano, inneggiano. Lo rifarei rivedere, solo che il tempo sta veramente volando. E notate la presenza di tutti, come tutti sono lì che gioiscono del risultato. Guardate che a volte gioire del risultato degli altri non è che toglie qualcosa a voi. Anzi, più abbondanza doniamo, più ci torna abbondanza. Chi crede a questo? E a volte invece siamo là così, che sembra, tu ci hai messo un anno a fare una cosa, io ci ho messo un anno, se ti insegno come farlo in 3 mesi, non è che tu diventi più bravo di me e mi togli il posto, anzi, è bello per me poterti insegnare quello che ho imparato in un anno, in 2 mesi, in 1, quando non hai paura. Perché quando hai paura di perdere cosa succede? Perdi. Notate la commozione, ce l'ha fatta, quindi sono tutti lì. E poi questa parte è bella. Perché un bambino che vede questa cosa e che magari ha qualcosina che non va, cosa succede? Dice, se ce l'ha fatta lui, io. Questo è bello. Sono zitta. Lo trattano come è giusto che lo trattino. Ok, e lui è tutto felice. E vabbè, poi c'è la parte finale dove c'è lasciare andare la farfalla. C'è qualche lacrima in sala. C'è sempre, tranquilli. Ha avuto senso, sinceri, ha avuto senso che lo facessi vedere. Vi va adesso che passiamo alla seconda parte della serata con cose più tecniche, più concrete? Vi va di imparare almeno 2 o 3 tecniche da poter utilizzare sempre? Allora, vi chiedo, troppo veloce va? Va. Non lo voglio sapere, avete un sassolino sulla scarpa pesante? Una cosa che vi dà ancora fastidio, c'è? Ce l'avete? Non la voglio sapere, c'è? Vi focalizzate a quello, tranquillo che anche se lui dorme l'inconscio registra. Ora ho fatto 4 giorni di corso, in cui facevamo meditazioni. Io quando fanno meditazioni cosa faccio? Dormo, non riesco, io sono iperattiva, mi metti là, visualizza, e dopo 3 secondi cosa faccio? O mi annoio e non ne posso più, oppure mi addormento. Però secondo voi l'inconscio non reagisce? Anche perché ogni volta poi che ci facevano risalire dalla meditazione io casualmente mi svegliavo giusta. Cosa vuol dire? Che ci sei. Quindi lascialo. Dormi, tanto il tuo cuoricino ascolta lo stesso. Chi crede che l'inconscio ascolta lo stesso? Attenti a litigare mentre i figli dormono, si pensa che loro non sentono, poi sarà già successo che escono con delle uscite e vi dite ma aiuto, perché loro percepiscono tutto, sono molto più puri e sentono le cose, si permettono di sentire, non è che noi non le sentiamo, perché non ci permettiamo più di sentirle, c'è un po' di differenza in questo. Adesso vi chiedo di fare questa cosa, di pensare, avete una cosa che vi dà fastidio ancora, sì o no? Okay. Vorrei che vi focalizzaste in 2 cose prima di iniziare, anzi in 3. Avete anche un evento molto molto bello che vi dà gioia, che vi dà leggerezza, che vi dà interezza, amore, quello che volete. Attenti che se la cosa negativa è un lutto, la cosa positiva non può essere la pizza con gli amici. Voi ridete, ho mandato in crisi un manager, perché abbiamo fatto questo esercizio a luglio, non l'ho più visto per tutta l'estate nei coaching, mi torna a ottobre e mi dice tu mi hai mandato in crisi perché quando mi hai chiesto di pensare alla cosa bella non sapevo cosa pensare. Beh, è la verità per tanti, Quindi avete una cosa negativa e una cosa altrettanto un po' più forte positiva? Ce l'avete?
ripeto, devono essere almeno alla pari, e se non alla pari quella positiva un pochino più, possibilmente. Ok,